Il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti sotto la lente della Regione. L'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità Alberto Pierobon ribadisce che nel piano varato dal governo Musumeci sono previste misure per contrastare speculazioni ed è già stato stabilito che priorità avranno gli impianti pubblici. Piero Bono ricorda poi che è pronta per il via libera alla Giunta la delibera che sblocca i fondi per gli impianti pubblici a Calata Fimise Gesta e Ravanusa e che alla luce dei problemi registrati nelle raccolte in alcune province si è proceduto a segnalare ai competenti organi di controllo le anomalie riscontrate. Se in passato tutti i rifiuti erano diretti in discarica, con aggravio dei costi o maggiore impatto sull'ambiente, oggi si punta alla differenziata che è giunta al 32% e che aumenta di 10 punti in un anno. Con l'aumento della differenziata servono impianti di recupero e trattamento soprattutto dell'organico, che rappresenta circa il 40% del rifiuto. L'iter per realizzare questi impianti prevede dei passaggi a tutela dei territori e sconta i ritardi del passato, ma oggi l'attenzione e la priorità è data al recupero di materia. Nel piano rifiuti è previsto un ulteriore passaggio a tutela della legalità. I privati non possono pensare di trattare in automatico la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Primo perché priorità hanno gli impianti pubblici, secondo perché sono solo gli enti titolari come le SRR che con procedure di evidenza pubblica possono decidere gli affidamenti a società in house, società miste con doppia gara o appalti con gara a terzi. L'assessorato sta lavorando per implementare il sistema, dando priorità a impianti pubblici. In questo modo si consentirà di calmierare i prezzi, talvolta elevati, sia per la distanza sul territorio degli impianti, sia per la scelta dei privati che aumentano le tariffe secondo i principi del libero mercato.